questo capitolo del rapporto parliamo di popolazione. L'idea è quella di proiettarci nei prossimi 10, 20, 30 anni per vedere come sarà la popolazione del nord-est e la popolazione del Pentagono, ossia del nord-est a cui aggiungiamo anche l'Emilia-Romagna e la Lombardia. 22 milioni e passa di persone, quindi una popolazione molto consistente, uguale quasi alla popolazione dell'Australia, che ha una sua logica interna e ha una sua struttura che si è fortemente modificata nel tempo. Oggi la popolazione è molto diversa rispetto a quella di 10, 20, 30, 40 anni fa. La popolazione è più vecchia, ha meno giovani, meno bambini e ha un numero molto consistente di stranieri. Queste modifiche non sono state uguali in tutte le classi d'età, perché nelle classi d'età anziane abbiamo ancora una fortissima prevalenza di persone italiane nate in Italia, mentre nelle classi d'età centrali e nei bambini abbiamo una quota importante di stranieri. Queste cose non sono identiche in tutto il territorio del nord-est, sono particolarmente accentuate, in particolare la presenza di stranieri e la presenza di persone in età centrale nella parte più dinamica e produttiva nel nord-est, le città, l'asse della Serenissima e l'asse della Via Emilia, oltre a tutta la zona intorno a Milano. Mentre nelle zone più periferiche, in montagna, ma anche nella bassa pianura, abbiamo una popolazione più anziana e che spesso soffre anche di importanti processi di spopolamento. Ma come sarà la popolazione del nord-est nel futuro? Non è difficile prevederlo, almeno in alcune parti, perché la popolazione ha una forte, com'è che la chiamiamo noi? Ha una forte inerzia, ossia, per esempio, le persone che avranno 60 anni fra 10 anni sono quelle che hanno 50 anni oggi, con piccole differenze dovute alla mortalità e alle migrazioni. Fra 50 e 60 anni le differenze saranno verosimilmente molto piccole, mentre maggiori potranno essere quelle, per esempio, nel passaggio fra i 20, i 30 e i 40 anni, in cui può giocare molto le differenze legate alle migrazioni. Allora, cosa succederà quindi nei prossimi anni? Beh, le cose sono forse due cose importanti, quelle più importanti da sottolineare, anzi forse tre. La prima è che la popolazione non varierà di molto, questo almeno secondo le previsioni dell'Istat. La popolazione del Pentagono resterà nei numeri che vi ho detto prima e questa è la prima cosa. La seconda è che varierà invece molto profondamente la struttura per età della popolazione. Perché? Perché le persone che oggi hanno fra i 40 e i 60 anni, ossia i figli del baby boom, invecchieranno e mano a mano che gli anni passano andranno sempre di più verso i 50, 60 e 70 anni. Quindi avremo un forte invecchiamento della popolazione, quello che i demografi chiamano invecchiamento dal basso, cioè dovuto dall'arrivo in età anziana delle persone nate appunto negli anni 50, 60 e anche all'inizio degli anni 70. Popolazione che era molto numerosa e molti nati al tempo del baby boom, che poi sono diventati molti lavoratori e diventeranno molti pensionati, molti anziani. Quindi nei prossimi 10-20 anni il nord-est dovrà, nord-est come tutto il Pentagono ma anche come tutta Italia, dovrà convivere con un forte incremento del numero degli anziani. Questo è l'invecchiamento dal basso, ci sarà anche un invecchiamento dall'alto, almeno a sentire quel che dice l'Istat, perché è presumibile che avremo anche un ulteriore incremento della sopravvivenza, incremento che si è arrestato nel 2020 a causa del Covid, ma che tutto fa pensare che una volta superato, grazie ai vaccini, la crisi Covid, potrà riprendere grazie ai miglioramenti, per esempio, nella cura del cancro, nella cura delle malattie cardiovascolari. A questo incremento degli anziani farà riscontro anche una stabilizzazione, almeno nei prossimi 20-30 anni, della popolazione giovane, popolazione con meno di 20 anni, che è fortemente diminuita negli anni passati e dovrebbe più o meno stabilizzarsi, mentre diminuiranno fortemente le persone in età lavorativa.
Naturalmente quest'ultima previsione è scritta abbastanza sulla sabbia, perché dipende moltissimo dall'intensità dei movimenti migratori. L'Istat prevede moderate immigrazioni nei prossimi anni, ma nessuno può dire esattamente quello che succederà. Quando si dice moderate vuol dire che il saldo migratorio sarà positivo sempre, nel senso che saranno di più gli arrivi rispetto alle partenze, però probabilmente sarà, almeno da quel che prevede l'Istat, meno di metà di quello che abbiamo avuto nel primo decennio del XXI secolo, che è stato il periodo del migration boom in Italia. Allora, è possibile però, anzi è auspicabile, che se da un punto di vista economico le cose andranno bene, è molto probabile che in realtà le immigrazioni saranno di più, perché le migrazioni in Italia sono sempre state, almeno negli ultimi 20-30 anni, fortemente dirette, fortemente guidate dall'andamento del mercato del lavoro. Se la disoccupazione, come tutti speriamo, diminuirà, se il fatturato delle imprese riprenderà, ora è ripreso, come dicono altri capitoli del rapporto, solo in alcuni settori, a macchia di leopardo, se le cose andranno meglio, se il turismo ripartirà, è possibile che il territorio del Pentagono ritorni ad essere fortemente attrattivo per gli immigrati. Questo avrà un lato positivo dal punto di vista della struttura della popolazione, perché porterà un incremento della popolazione in età lavorativa e quindi questo incremento farà, diciamo, da contraltare all'inevitabile, e ovviamente anche auspicabile, perché l'alternativa è tremenda, l'aumento appunto della popolazione in età anziana. Ecco, quindi in futuro cos'è che si dovrà fare per gestire queste cose? Da un lato possiamo pensare a una stabilizzazione, a meno di catastrofi da un punto di vista del calo del numero della fecondità, una stabilizzazione del numero di nati, i quali sono calati fortemente negli ultimi anni ma non dovrebbero calare ulteriormente. E quindi il sistema scolastico, il sistema dei servizi all'infanzia, eccetera, dovrebbe essere più o meno stabilizzato. Quello che cambierà, invece dovrà essere cambiato in modo importante, sono i servizi a favore delle persone più anziane. Perché questo invecchiamento porterà nei prossimi anni a una popolazione di anziani molto diversa rispetto a quella che vediamo oggi. Probabilmente ci sarà anche un incremento degli anziani non autosufficienti, altre cose di questo genere, no? Legate proprio al numero dell'aumento dei vecchi, dei grandi vecchi come vengono chiamati, quelli oltre gli 80 anni. Tuttavia una cosa importante che accadrà è che gli anziani saranno molto più spesso in coppia, perché aumenta anche l'età alla vedovanza, molto più spesso proprietari della casa in cui abitano e anche molto più spesso con disponibilità economiche non indifferenti. Tutto ciò spingerà gli anziani, per quanto possibile, a cercare di rimanere a casa loro. Già oggi la proporzione di anziani in casa di riposo in Italia è fra le più basse d'Europa. Noi abbiamo circa il 2% degli ultraottantenni in casa di riposo, quasi tutti non autosufficienti. In Danimarca arriviamo quasi al 10%, tanto per dire. Quindi un modo completamente diverso di gestire l'invecchiamento in Italia rispetto alla Danimarca. Ma per poter mantenere questo bel primato abbiamo bisogno di un drastico incremento delle cure domiciliari, una drastica capacità di presa in carico, in particolare degli anziani fragili, la cui cura non può essere delegata esclusivamente alle famiglie. Anche il fenomeno delle badanti è un fenomeno interessante che va aiutato e va anche stabilizzato, per esempio attraverso meccanismi che favoriscano la messa in regola, meccanismi che favoriscono anche la qualità della vita di queste persone che sono indispensabili proprio per la qualità della vita degli anziani e delle loro famiglie. Ecco, questo mostra il capitolo che ho curato assieme alla dottoressa Rachele Brocco e che secondo me può essere d'aiuto per chi nei prossimi anni dovrà programmare i servizi e dovrà programmare il futuro di questi territori.